Ciao a tutti amici da Napoli all'87 e Forza Naples. Sono qui a Brno, in Repubblica Ceca. Per questo ieri non ho potuto fare i video. Comunque ho visto i risultati, il Milan ha vinto 3-2 e il Milan sta facendo seriamente. Cioè, ha vinto al 95esimo, ho visto, avrà avuto un po' di culo forse. Però l'importante è vincere, no? E il Milan ci è riuscito a rincorrere l'Europa League, quantomeno l'Europa League. La Champions è difficile, ma comunque ci può sperare. Mentre le altre due partite più importanti, l'Inter si ferma a Lecce 0-0 e Lecce cioè prende un punto importante per la salvezza, mentre l'Inter si ferma a meno 4 dalla Juve perché la Juve vince in serata 2-1, 2-1 con la doppietta di Ronaldo. Dietro c'è Gesù Cristo, chi ci sta? C'è Gesù Cristo, lo vedete. Sono venuto qui a fare una preghierina per il Napoli invece, perché il Napoli siamo messi male in classifica, dobbiamo lottare per la salvezza e Gesù non risponde, Gesù c'ha altro da fare. Comunque, al limite ci veniamo a iscrivere al campionato qui perché sto Napoli almeno qui può vincere qualcosa, se no non si vince niente. Tralasciando questo, ho visto le altre partite, cioè l'Inter mi aspettavo di più, che stava vincendo 1-0, poi nemmeno 5 minuti il Lecce l'ha pareggiato. Eriksen è un colpo che farebbe fare il salto di qualità all'Inter per mettersi quantomeno in lotta con la Juventus, perché ora è indietro, la Juventus è ancora superiore e l'ha dimostrato con il Parma. Quando vuole vincere una partita si va a prendere il risultato. Ora non l'ho vista la partita, ma di sicuro è così. La Juventus, anche se non avrebbe giocato al 100% come sa giocare lei, riesce a vincere sempre. Quello che conta è vincere ora come ora, quello che non riesce a fare il Napoli praticamente. L'Inter cioè praticamente viene da 2 pareggi consecutivi, dopo l'Atalanta anche il Lecce si ferma e la Juve gode di più 4. Repubblica Ceca fa freddo, sono belle tappate, però non manca il guanto del Napoli. Niente, vi abbraccio e vi saluto, ci vediamo domani sera per un altro video, perché stasera arriverò tardi. Lasciate qualche commento, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo, della giornata di Serie A. Un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87 ed iscrivetevi a Napoliello 87 e a Gesù Cristo che sta pregando per un Napoli. Buona giornata a tutti amici, da me e Gesù Cristo appeso e forza Napolese.